Ben ritrovati dalla redazione. Ieri sera un camioncino ha preso fuoco in piazzale Alice Dreossi nella parte nord-est del comune di Udine, non lontano da Povoletto. L'origine delle fiamme dal vano motore. Il mezzo non trasportava materiale e, stando a quanto riportato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnere il rogo, nessuno sarebbe rimasto coinvolto. Il mezzo è andato completamente distrutto, salvo invece il semirimorchio. Oggi presso il porto di Trieste viene neutralizzato un residuato bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'attività è condotta dagli artificieri dell'esercito appartenenti al terzo reggimento Genio Guastatori di Udine e dai palombari del GOS, gruppo operativo subacquei della Marina Militare. L'ordigno è stato rinvenuto durante i lavori di ampliamento dello scalo ferroviario in un cantiere situato presso la stazione ferroviaria all'interno dell'area portuale di Trieste. Le operazioni di messa in sicurezza del territorio hanno avuto già inizio e comprendono il disinnesco dell'ordigno e il successivo trasferimento in un sito idoneo per la sua distruzione finale. Due rimorchiatori di ultima generazione sono entrati a far parte della flotta di Trip Mare, società concessionaria del servizio nel porto di Trieste da oltre 30 anni. Si chiamano Captain Kate Mad Regal e sono in grado di garantire nuove efficienze operative in tutte le condizioni di navigazione. L'inserimento dei due rimorchiatori si è reso necessario dal cambiamento subito dal mondo dei trasporti via nave. Le dimensioni delle navi, sempre più grandi, hanno richiesto quindi imbarcazioni capaci di soddisfare la domanda legata soprattutto alla sicurezza. A distanza di oltre 6 anni arriva il nuovo bando ATER per Monfalcone, sarà portato al tavolo territoriale per le politiche abitative il 24 ottobre per essere pubblicato entro i 3 giorni successivi. Come ha spiegato il presidente di Ater Gorizia, Daniele Sargon, atteso per l'inizio del 2025, Ater Gorizia aveva deciso di posporne la pubblicazione a fronte della nuova giurisprudenza in materia e del lavoro congiunto con le altre aziende regionali. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Quello odierno, possibile maggiore nuvolosità locale in montagna e verso il Veneto, Borino sulla costa. Temperature minime in pianura fra 4 e 7 gradi, sulla costa fra 10 e 13, massime fra 18 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.